fa riferimento alla giornata internazionale del servizio sociale celebrata il 18 marzo scorso. Il gruppo di ricerca che ha realizzato questo video non ha potuto presentarlo durante la giornata di formazione organizzata in contemporanea a Verona e a Padova per un disguido organizzativo. Con questo video vorremmo raccontarvi quanto è emerso dall'indagine agli assistenti sociali del Veneto, avviata nel 2012 e realizzata in collaborazione fra Ordine Regionale degli Assistenti Sociali e Università di Verona. Gli addetti ai lavori che sono stati coinvolti in questa ricerca sono diversi, anche per provenienza, per appartenenza. Oggi in questo video ve ne proponiamo una rappresentanza. Io, Giorgia Goffo, consigliere del precedente e dell'attuale Consiglio dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, Martina De Battisti, consigliere dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, Franco Bressan, statistico sociale già presidente della LIS di Verona, Daniele Venturini, consigliere del precedente Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. A fine estate 2012 abbiamo costruito un questionario che molti di voi assistenti sociali avranno ricevuto via mail e compilato. Il 19 novembre 2012, in occasione del convegno che si è tenuto a Verona, abbiamo illustrato risultati parziali, anche se in realtà già molto significativi. Oggi possediamo gli esiti definitivi di quanto è stato raccolto e rielaborato e siamo qui per condividerli con voi, cercando di dare senso a questa indagine in relazione agli input che sono stati forniti in occasione della giornata del World Social Work Day 2014. Partiamo da quelli che sono gli obiettivi che intendevamo perseguire, ossia fotografare la comunità professionale e conoscerne la composizione dal punto di vista anagrafico, quindi maschi, femmine, percentuale di età, provenienza, strutturale, la percentuale di occupazione, quanto la precarietà colpisce la nostra professione, la distribuzione nei servizi, appartenenza e distribuzione geografica, e dal punto di vista di conoscere la soddisfazione nello svolgere la professione, quindi riconoscimento di utilità percepita, efficacia dell'agire professionale. E poi individuare quali necessità formative rilevano gli assistenti sociali ed infine sviscerare all'interno della nostra professione il tipo di reattività alla crisi, quindi le strategie professionali messe in atto per fronteggiare la crisi. Ed è proprio su questo ultimo aspetto che oggi concentreremo la nostra attenzione. Affrontare tutti questi aspetti richiederebbe molto tempo e quindi in questa occasione ci limiteremo a concentrarci sulla reattività degli assistenti sociali alla crisi socio-economica. Alcune informazioni di premessa. Al questionario hanno risposto 1.343 assistenti sociali su 2.650 iscritti all'albo. Risultato già di per sé sorprendente, considerato che l'ordine disponeva solo di 1.600 indirizzi di posta elettronica validi. Si tratta di un campione certamente significativo, in quanto corrisponde al 51% quasi degli iscritti all'albo in Veneto e all'84% dei contatti. Possiamo quindi affermare che in questa situazione, in questa circostanza, la nostra comunità professionale ha manifestato la sua reattività, si è dimostrata estremamente reattiva. Addentriamoci ora nel vivo delle questioni che ci interessano e andiamo a conoscere e ad analizzare cosa pensa e come vive la nostra comunità professionale l'attuale crisi socio-economica. Una domanda significativa che è stata posta è stata: negli interventi di servizio sociale rivolti all'utenza ci segnali quanto il suo ente riconosce l'utilità del suo lavoro. Professor Bressan,
ci illustra l'esito di questa domanda? Volentieri. Quindi ci si domandava se l'ente capisce l'utilità del lavoro dell'assistente sociale. Per fortuna la risposta per nulla è stata indicata da pochissimi assistenti sociali, solo 15, e quindi l'abbiamo accorpata con la risposta poco. Col grafico sono state messe in evidenza sia le risposte raccolte prima del convegno di Verona, quindi si tratta di assistenti sociali solleciti, che quelle successive le abbiamo chiamate assistenti sociali posticipati. In totale hanno risposto 1143 persone, mentre 200, che non dipendono evidentemente da un ente, hanno omesso tale risposta. Chiamiamo blanks queste omissioni. La risposta poco o nulla è stata scelta dal 20% dei rispondenti, abbastanza dal 53%, molto dal 26%. Si può vedere che le informazioni dei posticipati mantengono circa le stesse proporzioni di quelle dei solleciti, e solo i blanks sono un pochino più rilevanti. Nello slides che presenterò anche più avanti ho cercato di mantenere, per quanto è possibile, anche l'informazione numerica, che non necessariamente commenterò, lasciando al fruitore del filmato la possibilità di effettuare, se lo desidera, comparazioni personalizzate. Veniva chiesto quindi di esprimersi in termini di percezioni, impressioni personali rispetto all'utilità del proprio lavoro agli occhi dell'ente presso il quale si lavora. È certamente rincuorante constatare che, come faceva presente il professor Bressan, la percentuale di chi ha risposto che l'ente riconosce per nulla il proprio lavoro è davvero molto bassa. Inoltre, un'altra considerazione che può essere fatta è sul concetto di ente. Si allude solitamente, genericamente, quando utilizziamo il termine ente, al datore di lavoro, ma in realtà questo termine ha in sé diverse componenti: quella del responsabile dirigente, quella dei colleghi, quella dei politici. Sarebbe interessante sapere a che componente fa riferimento l'assistente sociale che risponde a questa domanda e quindi qual è la componente che incide maggiormente nella risposta. Per quanto riguarda la prossima questione, il professor Bressan ci proporrà una lettura particolare attraverso l'incrocio di due variabili. È stato chiesto infatti come percepisce sia cambiato il suo ruolo professionale con l'avvento della crisi socio-economica. Professor Bressan, a lei la parola. Difficilmente i componenti di un collettivo statistico sollecitati da un questionario danno risposte omogenee, risentendo di situazioni personali differenziate. Lo statistico cerca di cogliere ed evidenziare le reattività diverse connesse a differenti sottocollettivi tipici della compagine esaminata. Di norma, le condizioni anagrafiche, sesso, età o strutturali, attività, posizione lavorativa, tipo di contratto, definiscono dei sottocollettivi naturali e si tratta di partizioni dell'intero collettivo, la cui reattività può essere studiata proficuamente. In precedenza, gli assistenti sociali solleciti e quelli posticipati rappresentavano due sottocollettivi che peraltro, come visto nella slide in oggetto, non sembravano mostrare condizioni particolarmente differenziate. Presentiamo, in una procedura che consente di cogliere le differenze più marcate nelle valutazioni da parte degli assistenti sociali in base alle diverse condizioni anagrafiche o strutturali, incrociando le partizioni delle condizioni con le partizioni delle valutazioni. Si può fare uso della stessa metodologia del chi-quadro, che segnala quando l'incrocio fra due partizioni è significativamente rilevante. Il colore verdino nella slide vuole segnalare sostanziale omogeneità per le partizioni esaminate. Colori via via più intensi, giallo, marrone, viola, indicano che le differenze assumono significatività sempre più marcata. Le valutazioni prese in considerazione sono la C1, C2, C3, C7, cioè C1
Negli interventi di servizio sociale rivolti all'utenza, ci segnali quanto il suo ente riconosce l'utilità del suo lavoro. La C2. Quanto ritiene che il suo agire professionale incida con efficacia nella gestione delle situazioni problematiche. La C3. Come percepisce sia cambiato il suo ruolo professionale con l'avvento della crisi socio-economica. E la C7. Dall'inizio della crisi socio-economica rileva che nel suo servizio ci sia stata una riduzione di impiego di assistenti sociali. Alla domanda C02, ecco, si può vedere, è in verdino, sull'incisività del lavoro, si vede che le risposte per tutte le partizioni delle condizioni anagrafico-strutturali sono omogenee, quindi vuol dire che non c'è differenza sostanziale, mentre per quanto riguarda la C07, riduzione dell'impiego di assistenti sociali, in quarta colonna, e anche l'autopercezione del cambiamento del ruolo professionale a causa della crisi, e la C03, la terza colonna, manifestano differenze anche marcate. Visto il tempo ridotto per la presentazione odierna, fra questi incroci oggi abbiamo pensato di limitarci a presentarne uno, particolarmente significativo, ossia il tipo di contratto con cui l'assistente sociale è assunta, incrociato con la percezione del cambiamento del ruolo professionale a causa dell'avvento della crisi socio-economica. Però, prima di effettuare l'incrocio, mostriamo proprio le due partizioni utilizzate. Qui appaiono le condizioni anagrafico-scritturali e fra queste abbiamo scelto il tipo di contratto. Si vede che ci sono 1072 risposte utili, il numero di blanks 271 non è granché preoccupante in quanto derivano da risposte o che non lavorano ancora, che hanno smesso o comunque che hanno tralasciato di rispondere a questa domanda. L'88% dei rispondenti attivi ha un contratto a tempo indeterminato, mentre invece soltanto il 12% a tempo determinato, ma si tratta di un numero comunque abbastanza rilevante di 130 persone. La rilevazione utilizzata per il precedente convegno a Verona aveva coinvolto 1106 assistenti sociali. Dopo il convegno si sono aggiunti altri 237 rispondenti. Gli incrementi non sono stati totalmente uniformi, essendo più marcati quelli relativi ad assistenti sociali a tempo determinato e ai blanks, e questo compare esaminando gli incrementi indicati qui sopra. Vediamo ora la valutazione relativa al cambiamento di ruolo professionale in seguito della crisi, cioè il secondo elemento che fa parte dell'incrocio. Come percepisce sia cambiato il suo ruolo professionale con l'avvento della crisi economica. In questo caso la risposta per nulla è stata scelta soltanto dal 2% degli intervistati, quindi si è preferito accorparla assieme alla risposta poco, ai fini dell'incrocio, ottenendo un valore totale del 21%. Si vede che il 46% delle risposte utili segnala che il cambiamento sia stato abbastanza, mentre il 34% degli assistenti sociali coinvolti pensa sia poco. Rispetto alle rilevazioni fino al convegno di Verona si sono appunto avuti 237 nuovi rispondenti e l'incremento del 21% è molto più marcato fra i blanks e meno per le risposte poco o molto, entrambe 16%. L'incrocio, arriviamo finalmente a presentare l'incrocio in questione. Ovviamente abbiamo presentato l'incrocio mostrando nella slide sulla destra le risposte di chi ha tempo determinato e sulla sinistra di chi ha tempo indeterminato e cercando di effettuare una comparazione. E possiamo limitarci anche a considerare semplicemente la zona blu che è rappresentata dal 31% di chi ha tempo indeterminato e il 49% di chi ha tempo determinato. La zona blu significa molto. Il cambiamento del ruolo professionale è ritenuto rilevantissimo, quindi molto, dal 31% solo di chi ha tempo indeterminato e ben dal 49%, quasi dal 50% di chi ha tempo determinato. Ovviamente possono farsi moltissime considerazioni in merito a questa situazione, che però lascio volentieri agli assistenti sociali, in particolar modo a Giorgio. In merito a questo incrocio tra variabile
tipo di contratto e percezione di un cambiamento del ruolo professionale, si può ipotizzare che gli assistenti sociali con contratto a termine abbiano cambiato più posti di lavoro e quindi maturato una differente percezione del proprio ruolo lavorativo. A differenza degli assistenti sociali con contratto a tempo indeterminato, che avendo un posto fisso si presuppone che riescano ad assorbire con maggiore facilità il cambiamento del proprio ruolo professionale. Il questionario prevedeva anche domande aperte che sono state affrontate secondo l'analisi qualitativa che il dottor Venturini ci illustrerà. Certo, ma perché un'analisi qualitativa? Per diversi motivi, diciamo. Innanzitutto va detto che si sta progressivamente diffondendo anche negli ambienti accademici questo tipo di analisi, non di rado affiancata dall'analisi quantitativa. Infatti l'integrazione dell'analisi qualitativa con quella quantitativa può essere proficua per l'interpretazione di un fenomeno. Vedremo infatti, pur molto sinteticamente, alcuni risultati emersi dalla nostra analisi qualitativa. Le domande del questionario sulle quali si è svolta tale analisi sono state 6, come da grafico che vediamo nella slide seguente. Qui vedremo in modo sintetico alcuni aspetti di analisi della domanda C05, cioè quali ritieni siano le problematiche sociali che si sono acuite con la crisi economica, e della domanda C06S, cioè quali altre strategie professionali ha impiegato per fronteggiare la crisi socio-economica. Risulta interessante ora osservare brevemente la reattività complessiva degli assistenti sociali nelle risposte a fronte delle 6 domande stimolo. Si osserva con la prima domanda aperta, la C05, una importante rispondenza degli assistenti sociali con 856 risposte, che poi cala nella C06S, 76 risposte, riprende il C07S, 270 risposte, cala nuovamente in D01S, 86 risposte, e in D02S, 99 risposte, fino a riprendere ancora in modo importante con U01, 352 risposte. Stante questo andamento discontinuo, si può quindi ipotizzare che l'orientamento delle risorse attentive dei partecipanti sia distribuito secondo la pregnanza motivazionale di risposta e non per canalizzazione decrescente delle risposte attentive sull'ordine di presentazione delle domande aperte. Entrando in alcuni aspetti di metodo, va detto che l'analisi qualitativa è stata effettuata sul corpus dei dati testuali scritti dagli assistenti sociali, cioè le risposte del questionario, avvalendoci anche di un software, l'NV8. Attraverso il software si è fatta una prima interrogazione orientativa sulle unità minime di parole dotate di senso e la loro frequenza complessiva all'interno del corpus testuale. Sono state eliminate, per esempio, preposizioni semplici, congiunzioni, avverbi, pronomi, parole vuote. Nella slide 2, per esempio, vediamo che le parole figurative ed informative emerse da tale interrogazione sono pertanto composte da 6 lettere, sostantivi, aggettivi, avverbi, eccetera, che rimandano ad una coerenza di famiglia rispetto agli obiettivi di ricerca, ovviamente, ai linguaggi professionali, al contesto della ricerca. Da questa prima interrogazione è emerso quindi, nel corpus testuale delle risposte alla domanda C05, la sussistenza di una coerenza di famiglia che si rende percettivamente visibile anche attraverso la figura delle parole salienti in ordine ai problemi rilevati o percepiti dagli assistenti sociali come perdita, lavoro, difficoltà, sfratti, eccetera, eccetera. Successivamente è stato chiesto agli assistenti sociali
quali strategie professionali abbiano impiegato per fronteggiare la crisi socio-economica. Venivano suggerite 12 risposte, oltre alla possibilità di dettagliare una propria risposta. Professor Bressan, quali elementi si possono evidenziare su questo quesito? Grazie Martina. Si sono avute 3.520 risposte da 1.109 assistenti sociali. Infatti era una domanda a risposta multipla. 86 però hanno dato una sola risposta, 183 due risposte, 292 tre risposte e finalmente 548 hanno dato tutte e quattro le risposte. Pur essendo una domanda a risposta multipla, non tutti hanno approfittato delle 4 possibilità consentite. Tale situazione può essere dovuta sia alla disattenzione nel momento della risposta, ma anche al desiderio di sottolineare il rilievo o l'unicità della strategia adottata. Se tale alternativa fosse confermata, sarebbe opportuno attribuire un peso diverso a ognuna delle risposte, a seconda che sia singola, accoppiata, assieme a altre 2 oppure completa. Però non disponiamo di tale informazione e quindi attribuiamo a tutte la stessa importanza. Si vede che da questa diapositiva le strategie professionali usate per fronteggiare la crisi sono abbastanza notevoli, però mettendo assieme alle risposte complete quelle risposte uniche, cioè quelle singole, si vede che anche le risposte secche manifestano forti similitudini e vediamo che in entrambi i casi promuovere l'attivazione delle risorse della comunità assume il ruolo predominante e subito dopo viene il potenziamento delle dimensioni dell'ascolto dei bisogni. Dalla parte opposta vediamo che la funzione di advocacy, che è piuttosto scarsa nelle risposte totali, è totalmente assente per le risposte uniche. Lasciamo adesso a Giorgia l'analisi delle risposte perché si è preferito in questo momento con questa slide inserirle in ordine di rilevanza e addirittura abbiamo inserito le varie percentuali per caratterizzare ulteriormente la rilevanza. Lasciamo proprio a Giorgia il commento sulle strategie adottate. Dal grafico qui proposto si evince che circa il 50% di chi ha risposto condivide che le 2 strategie che gli assistenti sociali hanno utilizzato, alle quali si è fatto ricorso per fronteggiare la crisi, sono promuovere l'attivazione delle risorse della comunità e potenziare la dimensione dell'ascolto dei bisogni. Si tratta di 2 dimensioni connaturate alla professione, di 2 dimensioni fondanti il processo e la relazione d'aiuto con l'utente, che l'assistente sociale instaura con l'utente. Quindi mettiamo in evidenza come gli assistenti sociali abbiano dato importanza al lavoro di rete e di comunità e all'ascolto. Da sottolineare inoltre come l'appello all'advocacy, che era una delle strategie di possibile risposta, non sia stato preso in considerazione o comunque lo sia stato in minima parte. Riprendendo la definizione proposta nel dizionario di servizio sociale, per advocacy si intende quella funzione di rappresentanza nei confronti degli utenti attraverso il loro supporto nell'articolazione dei bisogni e nell'assicurarsi che i loro diritti siano rispettati. Le ipotesi di questa scarsa considerazione potrebbero essere una ridotta conoscenza del significato del termine, del concetto di advocacy a livello teorico, oppure un effettivo scarso esercizio di questa funzione da parte degli assistenti sociali. Dottor Venturini, in merito a questo quesito relativo alle strategie adottate in contrasto alla crisi, tra le risposte aperte, cosa è possibile mettere in evidenza?
Rispetto alla domanda aperta sulle strategie adottate dagli assistenti sociali a fronte della crisi socio-economica verificatasi in questi anni, che era la domanda C06S, anche qui si è fatta una prima interrogazione sulla coerenza di famiglia. Delle risposte fornite, come già abbiamo visto nella precedente presentazione, cioè la domanda aperta C05. Ai fini di questa presentazione, anche qui abbiamo scelto la modalità espositiva che ben si presta alla percezione visiva circa la salienza delle unità minime di parole dotate di senso all'interno del corpo testuale. Tale modalità percettiva emerge dalla quantificazione, le frequenze, delle medesime parole all'interno dei testi, risposte fornite, che qui non presentiamo considerati i limiti di spazio entro i quali dobbiamo tenerci. Ebbene, anche da questa interrogazione al corpus testuale emerge in maniera visibile che sussiste una coerenza tra gli obiettivi della ricerca, i linguaggi professionali, il contesto della ricerca, come si vede nelle parole progetti, lavoro, sociale, volontariato, persone, percorsi, eccetera, eccetera. Vediamo ora in specifico come ulteriormente l'analisi qualitativa è proceduta oltre a questa prima interrogazione e cosa è emerso. Il corpus testuale analizzato era composto da 76 risposte aperte, delle quali 4 non erano utilizzabili e non trattabili. Anche qui ci si è avvalsi dell'uso del software eVivo come già in precedenza. Con la domanda C06 si intendeva capire la qualità dell'interazione degli assistenti sociali e le loro strategie negli ambienti della crisi socio-economica, ossia la loro reattività, le azioni e strategie rispetto alle situazioni problematiche realistiche o percepite, che emergono con la domanda C05, quale atteggiamento cognitivo degli assistenti sociali, ossia l'aspetto fenomenologico del problema. Nell'analisi delle risposte abbiamo quindi proceduto per raggruppamenti semantici, omogenei e mirati, nuclei concettuali, a più livelli di astrazione, codifica di primo, secondo e terzo livello. In questa analisi qualitativa la codifica è a posteriori, mentre nell'analisi quantitativa la codifica ovviamente è a priori. Dall'analisi emerge che le strategie degli assistenti sociali riguardano azioni di macrosistema, e vediamo 6 nuclei concettuali dall'analisi, azioni di mesosistema, 12 nuclei concettuali, ed azioni di microsistema, 9 nuclei concettuali. Azioni qui intese come esercizio di pratiche situate, nell'intento di costruire soluzioni sociali a fronte di situazioni problem solving. Eccone una raffigurazione che vediamo nella slide seguente. Nello specifico sono azioni come macrosistema, che riguardano accordi pubblico-privato, coinvolgimento vari attori sociali, politici, integrazione sociosanitaria, interdisciplinarità, linguaggi, formazione continua. Le azioni di mesosistema invece possono riguardare modelli di progettazione, anche lavorativa, coinvolgimento di reti in genere, il terzo settore, attivazione di comunità, prevenzione del disagio, coinvolgimento del volontariato, collaborazioni varie anche tra assistenti sociali, condivisione di strategie non istituzionali, processi di rete e lavoro con i gruppi, ottimizzazione degli interventi, lavoro con le associazioni. Le azioni di microsistema invece riguardano abilità di colloquio, collocamenti in struttura, percorsi alternativi all'istituzionalizzazione, sostegno economico, coinvolgimento agenzie di socializzazione, quali la famiglia, percorsi di mediazione, distribuzione di beni di prima necessità. In sostanza, nell'analisi qualitativa, le risposte della
domanda C06, sembra quindi emergere che gli assistenti sociali si vedono come entità dinamiche che interagiscono in reciprocità con i diversi livelli di ambiente. Tra i diversi ambienti dove interagiscono gli assistenti sociali ci sono diverse interconnessioni che attraversano gli uni e gli altri, come assistenti sociali ed ambienti e ambienti e ambienti. In queste posizioni ed interconnessioni, come assistenti sociali ed ambienti e ambienti, vengono agite o apprese nuove strategie di azione per far fronte alla crisi socio-economica. E per concludere, l'ultima domanda chiedeva di rilevare se dall'inizio della crisi socio-economica ci sia stata nel proprio servizio una riduzione di impiego di assistenti sociali. Professor Bressan, quali puntualizzazioni si possono fare rispetto a questa domanda? Presento un secondo incrocio fra la domanda C07, valutazione sulla riduzione dell'impiego di servizi sociali, e sempre il tipo di contratto dell'assistente sociale. La risposta sì, che è stata indicata in verde, è molto più marcata per chi lavora a tempo determinato, come pure l'incertezza, che giunge a un 9% contro un 3% di chi è a tempo indeterminato. Nell'altro caso abbiamo un 31 contro un 23%. Le valutazioni si differenziano dunque molto a seconda del tipo di contratto. Ovviamente si tratta di valutazioni dettate dall'osservazione di non sostituzioni di pensionate o di assistenti sociali in congedo per maternità, ovviamente da corroborare con le rilevazioni ufficiali. Avviandoci verso la conclusione di questo intervento, possiamo come ordine certamente sottolineare la positiva reattività dimostrata dalla nostra comunità professionale nel rispondere al questionario e la preziosissima collaborazione con l'Università di Verona. Inoltre riconosciamo l'importanza che l'ordine si sia avventurato nella ricerca e quindi che abbia deciso di alimentare e contribuire al mondo della ricerca, oltre che costruire un bagaglio, un patrimonio di informazioni e sapere utile anche nel tempo alla comunità professionale futura. Uno dei limiti che è emerso nel corso dell'indagine è che l'ordine non dispone di tutti gli indirizzi di posta elettronica degli iscritti. Ciò fa sì che non tutti siano stati raggiunti e questo limite c'è stato per questa ricerca e potrebbe esserci anche per ricerche future, fintanto che non vi si porrà rimedio. Nel ringraziare tutti i partecipanti, 4 qui presenti, ma soprattutto chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino in fondo e di seguire questa nostra ripresa, voglio dire che condivido assolutamente l'auspicio di Giorgia di ampliare il numero di indirizzi disponibili, perché evidentemente è uno strumento eccezionale per disporre di tante informazioni e per mantenere un contatto efficace. E mi auguro infine che questa nostra ricerca che stiamo lentamente sviluppando possa trovare una collocazione di più ampio respiro e di più ampia diffusione presso tutti gli assistenti sociali. Grazie.